fretura. Riuscirà il signor Litterio Scalisi a dimostrare la propria innocenza? La legge è uguale per tutti, lì c'è scritto tranne per qualcuno, speriamo che sia sempre uguale per tutti. Il signor Litterio Scalisi, Enrico Guarneri con Giada Colonna, Vincenzo Volo e Fabio Costanzo. In tribunale, vai! Entri l'accusato Litterio Scalisi. Facendo? Siccome c'è caduto il foglio... Che cosa sta facendo? Siccome c'è caduto il foglio... Che cosa sta facendo? Non saccio, pigliai un foglio che era a terra, che c'era... Non tocchi i miei fogli, non faccia confusione, lasci le cose al suo posto. Stavo sbagliando di nuovo. Usciere? Sì? Venga un attimo. Sì, signor Pretore. Mi raccomando, siccome ho ordinato dei formaggi, dovrebbero portarli, ci pensa lei? State tranquillo, ci penso io. Va bene. Va bene. Allora, introdotta la causa, eccetera, eccetera, dei fatti, eccetera, eccetera, degli atti, eccetera, eccetera, l'articolo, eccetera, eccetera, il comma, eccetera, eccetera. Allora, Scalisi, eccetera. che cosa dobbiamo fare? Ci volevo dare una mano. Per cortesia, silenzio. Allora, le parti ci sono? Ci sono. I testimoni tutti presenti? Tutte presenti. Signor Litterio Scalisi. Presente, è innocente. Alzatevi. Sono già a dita. Vi sedete e poi valzate. No, perché siccome... Vi sedete e poi valzate. Sì, io mi assetassi... Vi sedete e poi valzate. Siccome Vi sedete e poi valzate. Vi sedete e poi valzate. Ya su scomodo ste seggi. Signor Litterio Scalisi. Presente e innocente. Come vi chiamate? Oh, eccellenza, mi chiamavo ora, non perdiamo tempo. Mi fece Come vi capire chiamate? Me l'ha detto ora, non perdiamo Me tempo. lo deve dire lei come si chiama? Ma lei sa... Me lo dovete dire voi come vi Ma chiamate? la sa perché... Me lo dovete dire voi come vi chiamate? Me lo dovete dire voi come vi chiamate? C'è da dire, signor Pretore, come vi chiamate che la vostra bocca? A Camevucca c'è... Sì. Letterio Scalese. Oh, finalmente! Meno male, ma lo passo complicata. È stato un onore conoscerla. Dove si sta andando? Me ne torno che la sai, un signor Rosa Solo, Sì. che non sa cantare, non sa ballare, non sa cucinare. Dove sta andando? Vi aspetto domenica al paese, siete ospiti miei, pago io, Ma dove? nella trattoria di mio compare Peppe Peticchi. Senta, lei non va da nessuna parte. Ha detto Ma finalmente... quale finalmente? Ancora dobbiamo incominciare, per cortesia, non mi faccia perdere tempo. Allora, lei mi deve dare i suoi estremi. Ma perché facete mancare scarpe, che comunque... No, gli estremi. Io i miei estremi sono che ho una resistenza eroica, perché ho un piede 41 e un piede 43. E ogni volta che vai in un negozio di scarpe non è che mi può dare una scarpa 41 e una scarpa 43, perché poi l'altra scarpa 41 che resta e l'altra scarpa 43 ha cucciato uno. Non è che trovo un auto che ha per 41 e 43. E quindi ho mancato un paio di scarpe 41, uno mi sta comodo e l'altro chita mi sta così. Quando posso resistere, mezza giornata, è una sofferenza eroica. Se mi piglia una scarpa 43, un piede mi sta bene, l'altro mi fa da pampesa, guarda il pezzotto, mi fa la papola, la vestita. Ah, papola! Mi fa la materia. Ma che cosa sta dicendo? Ma che dice? Cioè, invece ma a me che cosa mi interessa di come porta le scarpe lei? Mi scusi! Lei ha detto, mi dia i suoi estremi. E i suoi estremi, per cortesia, mi deve dare... Signor Letterio, sei estremi, non l'estremità. Io sono una data di nascita, a residenza, io domicilio. Non avevo capito. Allora, come si chiama? Litterio. Litterio Scalisi. Scalisi. Nato Paisi nell'anno del giorno Domisi. Era per ridere, siccome c'era un'aria troppo... Per cortesia, la vogliamo finire? Allora, dove è nato? A mia casa, Dove è nato di preciso? da stanza letto. Dove è nato esattamente? E non siamo a Svizzera, qua.
Do materasso di mano manca. Ma che c'è del materasso? Ma che c'entra? Di preciso. Ma tutti nel materasso nasciamo, che vuol dire? Ma che sto dicendo, eccellenza, non per contraddire, mio cugino Alfio non esce un do curtiglio. Chi è il tuo cugino? Mio cugino Alfio, il figlio di mia zia Venerina. Mia zia era incinta di 9 mesi, era andata a pila, che stava lavando. Forse fece una stregata troppo forte, perché se ci ruppero le acque. E io non ho capito, cioè posso cosa ho stuppata la pila. Ma che schifo! Difatti se ne accorgivo dopo che Ma che schifo! Sì. Mio cugino Alfio cascava a testa asciutta, restavo mezz'ora, io se ne accorgevo dopo mezz'ora, Alfio stesse mezz'ora a testa asciutta, solo, con cane collecava. Ma che schifo! Difatti ora Alfio quando si ingazza forte, io abbaia. Per favore, per favore! Allora lei mi deve dire dove è nato, dove? O paese. O paese. O paese. O paese. O paese. O paese. Portogallo. Caso porta c'è sta bucone e non mangiamo. Ma che sta dicendo? Oh, yeah. Ma che dice? Non sta- Vabbè, non lasciamo stiamo perdere, guardi, lasciamo perdere. Allora, signor Litterio Scalisi, dove risiede? Oh, finalmente, se mi fa portare una sedia mi risiedo magari qua. No, dove risiede? Mi risiedo come vuole lei. Dove risiede? Mi deve dire dove vive? Unni vivo? Ah. Quando sono a casa mi lipo da bottega direttamente. Ma che dici? Al bar voglio sempre un bicchiere di plastica perché mi sdigno del bicchiere di vetro. Dove vive? Dove vive? Dove ha la casa, l'abitazione, l'indirizzo? Ah, l'indirizzo, no? Dove vivi? Via del terremoto. Via del terremoto. Numero? Che numero? Se sto rubando magari a casa mi cerco un numero Va eccellente. bene, senza numero civico. Senza- Segni particolari? Ignorante. No, non glielo posso scrivere. L'ignoranza non è un segno Ci particolare. tengo assai. Da mia famiglia siamo cristiane buone, sordi, ce ne picca, ma per ignoranza ci teniamo. Ma che cosa devo scrivere? Segni particolari? Ignorante totale. Ah, pure totale. Io non so. C'è ancora Berlusconi, io non sacco. Per favore. Allora, segni particolari, ignorante. Sesso? Tutti i giorni. No, sesso. Ci dico io, Sì. tutti i giorni. Sesso. O intra casa o fuori casa tutti i giorni. Sesso. Tutti i giorni. Sesso. Ah? Sì. Esagerato. No. Sesso. Sproporzionato. Com'è? Sesso. Ciclopico. Com'è? Vuole sapere il colore? Per cortesia, capello. senta! È maschile, femminile, com'è? Scusa, ma che domanda è? Non si vede? Ah, femminile. Come femminile? Che cosa? Eccellenza, maschile. Maschile. Io sono un uomo con la A maiuscola. Che cosa dice? Ma che cosa dice? Che non c'è là in uomo. Non c'è nell'uomo, ma c'è nei femmine quando chiappo sotto io. Tutta una serie di... Per favore, per cortesia. Ma siamo in un'aula di tribunale, ma la vuole finire? Al limite si dice maschio con la M maiuscola. Ecco, se mettesse maschio con una mitanda. Ancora, per favore. Allora, signor Litterio, Presente e innocente. il nome del padre, Del figlio dello Spirito Santo. Ma che sta Ma che facendo? andiamo a dire? Un rosario? il nome di suo padre, come si chiama suo padre? Donato. Donato. To. Cognome? Come? Scalisi. Scalisi. E che ci pare che mi pigliano da rota mia? Allora, Scalisi il figlio, Scalisi il padre. Io ci posso dare tutto l'albero ginecologico della mia famiglia, della discendenza di mio nanno, del nanno di mio nanno, dei miei nannavi, di tutte le avi, degli avi degli avi, perché c'è con lavi, c'è con non lavi. Io non so se lei lavi. che sta dicendo? E io posso risalire fino alla mia discendenza degli uomini delle grotte. Io discendo dagli uomini dei rutti. Dei rutti? Che a Pirutta non l'hanno abbattuto. Ma che sta dicendo? Poi siccome prima erano sviluppati di sottosviluppati, poi si hanno e se ne erano delle case sopra dell'acqua. Palafitte. Si erano fritte non saccio, però quando iniziavo solo tanto abbombava. Guardi, a lei non la sto capendo. Senta, per cortesia. Usciere, giuramento, giuri. No, non c'è bisogno, io non hai detto mai una menzogna. No, lei deve giurare. Eccellenza, senza volerlo mi sta offendendo, io non ho mai detto una bugia. Senta, è la prassi, deve dire la formula. Ma non c'è bisogno. Ripeta presso a me. Ma io non hai detto. Ripeta.
Giuro di dire. Giuro di dire. La verità, tutta la verità. La verità, tutta la verità. Dicalo giuro. Dicalo giuro. No, lei lo deve dire. No, lei lo deve dire. Dicalo giuro. E può dire magari che lui ha bella memoria. Dicalo giuro. Deve dire lo giuro. Deve dire lo giuro. Ma che cosa sta dicendo? Ma che cosa sto dicendo? Dicalo giuro. Dicalo giuro. Lo giuro e basta. Lo giuro e basta. Ancora. Che minchia stiamo facendo? Ma non lo so io, ma la vuole finire? Allora, ha giurato, signor Litterio, si sieda là. Prego. Si sieda. Manca la seggia. Come manca la seggia? Non c'è la seggia, una mattina. Uscire! Ah. E dove sono le sedie che dovevano arrivare dal Ministero? Ma che ne saccio? Un Ministero di Grazia e Giustizia ancora sta razza rimandare a Nile, non ne l'ha fatta. Ma questo Ministero è una disgrazia. Ci volesse una razza da maronna razza. Per favore, ma che cosa sta blaterando? No, questo non lo deve dire, eccellenza, con questo è bratiano, mi dice che cosa sta bratiando. No, che cosa con sta bratiare, cacchio ci sono femmine, siamo tutti uomini, io sono uomo, lei è uomo, lei è uomo. Ma che domanda mi facete? Forse. Per favore, non divagate. No, eccellenza, questo non lo deve dire. Che A cosa? mia amici non piate, perché ha sentito per caso Butticelli. Io ho detto non divagate. Sta sentendo per caso Dorini, Ho detto che a mia no- amici non piate, Ho non detto- piate. ma lei è fiorentino. Io Eh. sono da Catania a morire. Ma io ho detto- Ale, Per favore, forza Catania. per cortesia. Io non sono da Fiorentina. Ma qua siamo in un'aula di tribunale, non divagate significa che non dovete raccontare le vostre storielle. Lei forse non ha capito che lei è accusato di un reato gravissimo. Io sono accusato. E chi sono? Io Io l'accusato. sono gravissimo. Lei è accusato gravissimo. Ma se ne manca a premio. Sì, voi siete l'accusato. Io, signor Pretore, a cosa? Ah sì? E allora voglio accusare pure io. Che cosa accusa? Io voglio accusare Antenne Sicilia e Tolomeo che mi danno 41 euro al mese. Ma lei non può accusare nessuno. Perché non posso accusare? Ma che perché sta sono dicendo? accusato. Per cortesia. Ma allora quando non sono più accusato e sarò scusato posso accusare io? Per favore, insomma, basta. Finiamola qua. Ah, finiamo qua. Oh. È stato un piacere conoscerla. Dove sta andando? Vi aspetto a paese, Che siete sta facendo? ospite miei, nella trattoria di mio compare Petix Peppe. Senta. Oh, prima commentavano da sacchetta, ma fermo, No, ma pago lei dove io. sta andando? È stato bellissimo. Lei non può andare da nessuna parte. Dice che ha finito. Ma che ancora dobbiamo iniziare? Allora, lei è accusato di un reato gravissimo, leggo, lei è accusato per avere indotto e favorito alla prostituzione una certa venerina soprannominata Purcegiuzza. Ah, ho fatto i venerina. Lei è qui per questo losco mercimonio. Un matrimonio. No, il mercimonio. No, tra- questo ce lo posso dire io. me lo spieghi, Praticamente a pagamento io dovevo fare un ballo siciliano con cozzo nero che pila e auto tanto così, con la porca di mia cucina, perché mi danno 5.000 euro, io per 5.000 euro che da lì non faccio nudo. E allora ho girato, ci crede che non trovai uno porco che si voleva accoppiare con la porca. Questa è la verità. Ma lei si rende conto della gravità delle cose che dice? Ma perché cosa sto dicendo? Ma lei sta ammettendo di avere commesso un reato gravissimo. Io un reato. Lei è nei guai. Io sono nei guai. Lei è nei guai. Io annego tutto. Comunque c'è un testimone che ha visto tutto e che la porterà alla responsabilità che lei ha. Questo testimone è un testimone oculare. Ma che si tratta? Speriamo che sto culare ce l'avrò rosso, perché ce ne dare tante calce nel culare che non devo sbagliare neanche Che uno. dice? Oculare significa... Ma non è che- vero, è un signore È un bugiardo. testimone che ha visto tutto, ha visto anche il passaggio del denaro. Usciere, fate entrare il testimone XX. Sì, signor Pretore, ora vai a picchiare il motto cazzo. Ma chi è che si chiama farà schidina questo testo? Non è vero, io sono innocente, questo Per testo. favore, adesso entrerà un testimone che non vuole farsi vedere per privacy e verrà introdotto dentro questa corte sotto mentite spoglie. Usciere, fatelo entrare. Ma se già si spoglia mentito, questo è un segnale, io sono innocente. Lei è un poco. Magari Dio. A storia non mi ci accoppiavo io con la porca della mia cucina e non mi trovavo in questi 100 mesi. Ma dico io, ma tanto cristiano, faccio portare da tutta sta maierata, poi... I 5.000 euro, il bisogno di denaro,